Ma cos'è sto coso? What's up, Springers? So neanche se si dice. Sì, così a doppietta. Come credo vi sarete accorti, questo inverno è stato ricco di neve, soprattutto al nord-est. Non poteva essere altrimenti con una pandemia mondiale in corso. E oggi vi farò vedere delle giornate a dir poco epiche di freeride, o quello che sia, tra le Dolomiti. Dolomiti di casa, più o meno. Ma andiamo con ordine. Prima che nevicasse seriamente, sono andato nelle mie zone di casa, ovvero il Monte Grappa, in cerca di ghiaccio. Sì, per fare un video con Sinna Gagghiri. Se non l'avete visto, vi lascio la i qui in alto a destra, dove mi traina in snowboard col suo Dominator sul ghiaccio, coi catene, una roba da matti. E come poche volte accade in quelle zone, mi sono trovato davanti a un panorama incredibile che non poteva farmi che esclamare: ma la meraviglia? Incredibile. Sono stufo di vederti. Montiamo la split in un secondo. E voilà, sto diventando sempre più veloce. Sì, lo so. Altra piccola magia. Ale e dropping sullo slash. Ma la bellezza? Primavera! Ghiaccio! Di nuovo primavera! Filo spinato, ecco! Provate a immaginare la stessa discesa in neve fresca. Deve essere carino, no? Oh! E voilà! E la neve fresca è caduta davvero? Sì! Altrove? Ma secondo voi potevo andarmene senza prima fare 2 riprese delle mie? Guardate qui che roba! Incredibile, no? Non capita spesso di vedere il Monte Grappa in quelle condizioni. Ma si sa, le cose belle durano sempre troppo poco. E infatti era ora di tornare a far fatica. Ma fatica vera, Talmente tanta fatica che dagli svarioni ho addirittura invertito il famoso detto veneto: Vantico procession che il Cristo si ingruma. Vabbè, si capisce lo stesso, no? Ah sì, le condizioni all'inizio erano davvero un po' strane. Molti accumuli di vento, tant'è che quello no bello. Comunque non ci sono tracce in uscita, quindi tutto bene. Però mi devo andare su di qua. E ti pareva che tornassi dietro? Infatti mi sono ritrovato sul ripido per delle ottime bragottate. Inversione. Dai che gas no! Dai che c'hanno. Dai che gas un colpo! Dai che gas un colpo. Bellissima, fatta proprio bene. Vabbè, l'importante è il risultato. Proviamo a fare una inversione. Inversione, Ciano. Vai, vai, ciao! Il motore. Il motore. Ale, velocissimo. Vabbè, velocissimo magari no, ma sempre meglio di loro a scendere. Le tutine non le capirò mai. Velocissime andare su e poi scendono per dove sono saliti, sulle tracce e sulla pista. Ma che divertimento che sei. Ciao. Vabbè, che è un po' come andare in Monaco col Ciccio Mollo. Se oggi poi è venuto a farmi compagnia un mio carissimo amico Guido Guglielmo, che aveva un negozio storico a Rovigo di snowboard, Predoni Shop. E per forse la prima volta, eccolo lì, capisco come ci si sente ad essere un gruber. Peccato che io non riesco a essere stronzo uguale. Robert gli amici li aspetta? Forse. Ah no, maledetto gruber, sempre così. E in men che non si dica. Sono arrivato. Guido no, dovrebbe essere disperso giù di là. Ah, lo aspetto, forse. Incredibile, fioi. Montiamo la split al volo. E voilà, con la sberla addirittura. Ora, mentre aspetto Guido, vi faccio vedere il panorama. Che bello. Com'è andata, Guido? Ah, fatica. Ti vedo rilassato. Ci hai messo tanto? No, un'oretta meno di te, Roby. Minchia, velocissimo anche Guido. Peggio di Gruber. Voilà. Direi che tanta gente non ci è passata. Nessuno tipo. Quindi, ciao bello. Trapping.
Grazie Guido. Prego. È stato Ho bello. dovuto aspettarti, Roby, ma cosa vuoi che ti dica? È sempre così. Ciao. Ciao bello. E io cosa faccio io? Visto che era troppo bello, nella stessa giornata, seconda risalita. Non so quante altre volte mi capita, ma mi sono gasato, non potevo dir di no. Sempre se arrivo su prima del tramonto e incredibilmente non mi dava una lira. Ben cari, sono arrivato anche al secondo giro. Anche perché, guardate che meraviglia. Sempre bellissimo. Ed ora non mi resta che una cosa da fare. La split l'ho già montata. Sono talmente veloce che ormai la monto in salita. No, in realtà che avevo freddo. Oh, Ale! Dropping. C'è cosa più bella al mondo? Sì, ok, però non è male, Oh, voilà! Forse una delle run più veloci e divertenti di quest'anno. Ma che neve c'era? Incredibile. Ma non contento, come al solito, sono tornato a far fatica. Perché in fondo, anche oggi, impianti aperti, domani, anche bel tempo, ciò. Ben. Qui abbiamo un disoccupato di Siusi. Buongiorno. Lì abbiamo un disoccupato di Livigno. Salve. Qui un disoccupato del bar. Servus. Come fai a conoscere Servus? Servus, classico dialetto di Gruber. Non sa neanche lui cosa vuol dire, però lo dice agli austriaci così, a caso. E visto che oggi la giornata è quello che è e non si vede una mazza, non mi resta che fare una party run. Pronti? Oh! Vabbè! E dopo una run con i local di Ortisei, chiaro, cosa potevo aspettarmi? Pensateci un attimo. Con gli impianti chiusi, quanto sarebbe stato bello salire su un gatto. già. No, Tosi, no. Opa! Che bellezza! No, e questa è un'altra storia che vedrete prossimamente. Ancora un altro. Voglio comprarmi un gatto. Quindi iscrivetevi al canale per non perdere nessun episodio e attivate la campanella, insomma fate quello che volete. Oggi invece, come gli ultimi giorni passati, tra Veneto e Trentino, eccoci qui, finirà sta agonia prima o poi. E via gasato su Dea. Maria Vergine. Che beo però, che beo. Tra le altre cose, oggi raggiungerò un simbolo, forse, che incarna perfettamente tutte queste giornate in giro a far fatica. Preparatevi perché è un bel simbolo. Così, dai. Ma prima di tutto, discesina alla Dorotea. Grande Roby. Ormai puoi fare lo skier. Ecco, ora sei perfetto. E via gasato. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Devo andare su Ventosi. So finito. Poi fa un freschin, tipo meno 20. Attenzione, altra discesina alla Dorotea. Sto sciando, ragazzi. Sto sciando. Dove vado? Ma dove vai di là, Roby? Mamma che brutta roba. Ultimo strappetto in salita. Chiamalo strappetto. Mi sembra di essere in bici da corsa. Giù sulle bacchette, Roby. Vai gasato giù sulle bacchette. No, basta. Te si copa. E magicamente da un panorama meraviglioso. E l'altro, piccola magia delle mie. E voilà, eccolo qua, il simbolo di questa 5 giorni in giro per le Dolomiti a piedi. La via Crucis, una croce. Ma montiamo la split al volo. E voilà, e insieme qua all'Allegra con Bricola, tutti di Ortisei, non mi resta che... Ale, dropping. Un botto di dropping. I bambini in gita. Io vado.
Che bomba! Bellissimo! Sì, è stata davvero una faticaccia arrivare su. Ma le condizioni di neve nella discesa erano davvero eccezionali. Sono andato a fuoco. Ah sì, c'è una cosa che voglio anticiparvi. E se vi dicessi che ho appena provato una cosa assurda, ma che probabilmente vedrete in un prossimo video? No. Senza senso. Oh, voilà! Fioi, volevo porvi una domanda riguardo questo vlog e mi piacerebbe rispondeste qui nei commenti. A voi, la musica durante le discese in fresca vi piace o non vi piace? La volete o non la volete? Ricordatevi che io sono un panchettone metallaro, ma per questioni di copyright non posso mettere le musiche che preferisco. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto. Da questa location, che probabilmente vedrete nei prossimi video, visto che è una delle uniche aperte e che i veterani del canale hanno sicuramente capito dove mi trovo, quindi iscrivetevi al canale per non perdere nessun episodio, fatelo che è gratuito e mi supportate, non vi costa niente, cliccate quel bottoncino di iscriviti, dai! Ricordandovi che su Instagram mi seguite là e insomma tutte quelle robe lì. Fate voi, grazie ancora a tutti, ci vede presto, ci si vede alla prossima. Ciao! E se vi dicessi che l'ho schiantato?